Aspettiamo un attimo perché la connessione di solito comincio a parlare. Scudetto. Mo che arriva appena i primi like. 25 secondi, penso che a 30 secondi c'è il primo like. Benissimo. Allora, vai giù. La live, ecco qua, Alessandro, Simone. Escono pure, vedi, le corone di quelli che scrivono più messaggi, che bello. E se ne va, esatto. Allora, wow, wow. E se è vero che l'anno scorso, quando si diceva il capolavoro del Napoli in prestito, ce lo siamo dati, questo qua, ad occhio e croce, se vengono confermate quelle cose che ci sta dicendo Fabrizio Romano, a me viene subito di dire che è un capolavoro. Perché conoscendo il personaggio, sapendo che comunque non lo potevi recuperare, vedendo che non c'erano tante altre squadre interessate, io mi sono permesso di dire che Galatasaray non ha avuto, avrebbe potuto, forse non hanno la forza. Leggo lo scambio documenti nelle prossime 24 ore, prima di tutto. 40 milioni ora, 35 milioni tra un anno, quindi già puoi mettere a bilancio l'anno, va bellissimo, il 10% sugli utili futuri e anche un bonus basato sui gol. Victor non potrà essere ceduto. Criscitello lo spuma, hai ragione Nicola. No, lo stappiamo noi e ci divertiamo noi stavolta. Victor non potrà essere ceduto a nessun club italiano prima di 2 anni. 5 milioni di bonus, dice Fabio Versali, se segna 15 gol. E secondo me li segna 15 gol. Voi mi sentite bene, sì? Il microfonino, perché l'altra live in chiusura il microfonino aveva scelto di, di finire. Avevo letto anche di Kubo. È un bel giocatore, se ne è parlato in passato. Si sente una bomba grande, veramente? Ok, a posto. Queste sono piccole spese che si possono fare. Bene, molto bene. Qua si fanno i complimenti ad ADL, al Napoli, perché la paura di rimanere col cerino in mano, la paura di tirare troppo la corda e che poi si scocciassero, io ce l'avevo, e invece bisogna dare atto. Quando bisogna dare atto, bisogna dare atto. E si dà atto che il Napoli ha fatto bene a resistere, a chiedere le garanzie che doveva chiedere e a impostare quello che è la tua richiesta. Niente da fare. Vedi tutte le emoji e le cose? Grande, grandissimo. Allora, signori, come state? Approfittiamone, ci salutiamo un pochino perché questa è la notizia che mi spinge ad andare live improvvisa. Siamo di notte, già sta 200 persone di notte, ma voi dovete dormire. 29 like però, è una live verticale, quindi ombre vertical, dovete lasciare più like. Io mi stavo vedendo Too Hot to Handle in versione italiana con mia moglie, perché per farle capire anche, però si sta divertendo un mondo a seguire anche certi termini in italiano. Comunque sia, possibilità per Lookman, non lo so, io credo che oltre i 40 milioni per uno che poi si dovrà dividere il posto con Lang, non ci dimentichiamo che insomma Lang arriva con i presupposti per me di giocare anche titolare. Quindi andare oltre i 40 milioni, che era quelli che ti chiedevano per Ndoye, che aveva però quel senso di giocatore più di equilibrio, così come è Politano, insieme a Neres dall'altra parte, io non lo so se il Napoli effettivamente ha intenzione di fare questa spesa per Lookman. È sfizioso mettersi comunque un po' di traverso se l'altra squadra interessata è l'Inter, non è male, anche come a far vedere, guarda, che volete, ci mettiamo un pochino, è successo in passato nei nostri confronti ed è bene quest'anno essere quella squadra che può far così, che se lo può permettere. Quindi sotto questo punto di vista bene.
Economista, aspetta, Bruno Motta, nell'ultimo periodo da tifoso sei diventato economista, ma fai conti in tasca alla società, ma fa un tifoso, sei noioso e pesante. Caro Bruno, ci devi lasciare, io non ti blocco, ma non te li guardare i miei video, perché io ho sempre fatto così, quindi non mi devi seguire, non mi devi seguire, voi avete sempre la libertà di seguire chi vi piace di più. E ci sono su YouTube tante persone che parlano del Napoli, tanti giornalisti, tanti altri YouTuber. Non mi devi seguire, nessuno mi deve seguire. Poi c'è chi mi può seguire e può non essere d'accordo con me, e con grande educazione si parla nei commenti, eccetera, eccetera. Sei noioso, sei pesante, te ne devi andare su un'altra strada, perché non è per te buono che segui uno che è noioso e pesante. Capita anche a me che mi guardo dei video e dico ma no, che palle, e stacco senza scrivere niente, perché non ho bisogno di scrivere niente. Io ho sempre fatto i conti in tasca alla società, sai perché? Perché ho sempre detto che il Napoli rispetto ad altre squadre aveva una gestione economica perfetta che non ci faceva mai andare in difficoltà, quindi era per fare un complimento al Napoli. Le critiche al Napoli sono sempre arrivate dal mio punto di vista per altre cose, per la comunicazione, per il marketing che non arriva in America, per certe cadute di stile che non si devono avere. Io sto notando nell'ultimo periodo una crescita del Napoli esponenziale e la sto sottolineando in tutti i video. Se tu ritieni che io sia noioso, ti prego, lasciaci, perché siamo in tanti, siamo 238 di notte, con tutti i like e con le cose, non c'è bisogno che tu mi segua. Quindi andiamo avanti. Allora, no, ma senza fare nessun paragone, signori, voi dovete capire una cosa, e ve lo dico in grande confidenza, perché è notte e siamo pochi, chissà chi se lo recupererà questo video, chi lo recupererà. Fare il content creator di un argomento così divisivo come il calcio è bello, dà una grande soddisfazione, e io mi sto togliendo delle grandi soddisfazioni, però è anche pesante quando tu dici una cosa con una leggerissima onestà, dici la tua opinione e sì, continua a esaltare Elmas che non è buono. Alle volte mi fa male leggere dei commenti che non capiscono quello che io dico in italiano, perché potrei parlare in inglese e cavarmela forse meglio. Alle volte io parlo in italiano e non si vuole capire, ma devo capire io e mi devo ricordare io che quando si aumentano i numeri arrivano persone che non ti ascoltano, semplicemente ti vogliono andare contro, perché vedi, io lo leggo e ovviamente fa più breccia nel mio cervello bacato un commento che non significa niente rispetto a quelli che sono d'accordo con me, e va bene così. Andiamo avanti. Say hi, capite say hi che significa? Ah, said hi, nel senso che gli utenti dicono ciao. Bene. Aggiungiamo, visto che ci troviamo, e forse non meritava un video a parte, ma ci troviamo a parlarne, eccetera, eccetera, ho guardato l'intervento dei calciatori in piazza con Di Lorenzo, Buongiorno, Spinazzola e Juan Jesus. È una piccola soddisfazione quando Juan Jesus ci viene a dire alla piazza, e non è nemmeno facile dirlo, dico, quando vi siete allo stadio, io la bolgia vera la vorrei sentire. E là mi sono arrivati un po' di messaggi privati, e che lui legge tutti i commenti, eccetera, eccetera. Quindi queste sono le mie soddisfazioni, sono di non dirvi stupidaggini, di non creare polemiche a bella posta, ma semplicemente dire quello che vedo, quello che penso, e condividere dei pensieri con me. Tutto qui. Allora, leggo altri messaggi. Prega per noi, Don Raffaele. Esatto. Sarà l'unico, ma sono dispiaciuto per Osimhen, avrebbe potuto fare faville e ha preferito, e quella è la chiave, amico mio, ha preferito lui, non ci potevi fare niente, anche con l'arrivo di Conte l'anno scorso, lui non poteva metterci bocca, perché era proprio una decisione sua, e quindi bisognava trarne il miglior vantaggio possibile, e lo abbiamo fatto, quindi faccio i conti in tasca alla società e faccio i complimenti alla società.
va benissimo così perché non si può fare altrimenti. Altri meme, ah vabbè Leo, i meme di Lombardi, ha letto Schipidi Boppi, cioè se non se lo ricordava, quella penso che sarà una clip che entrerà proprio nella sigla delle live, può essere uno dei miei intermezzi, ma il fatto che lui lo legga prima, lo dica quasi, non so se sicuramente l'avete notato, c'ha il microfono ancora, ah già dice di Schipidi Boppi, ok, Schipidi Boppi e Forza Napoli. Che poi sapete come nasce, insomma, è una sorta di meme successivo a quei video della intelligenza artificiale che facevano qualsiasi tipo di situazione e si chiudeva vabbè Forza Napoli e poi Schipidi Boppi si porta appresso quegli altri meme insomma più tiktokeschi e hanno mischiato tutto e dall'intelligenza artificiale siamo arrivati a fare i video veri dove prendiamo le cose, una roba che tempo per essere vivi, veramente assurdo. Letto che Lookman preferisce l'Inter a Napoli, per il Fenere l'unica cosa che impedisce sono 10 milioni. Sì, vabbè, ma io per Look, veramente, perché siete fissati con Lookman? Ci sono varie cose che mi fanno preferire altri profili, nel senso che magari Doie scaldava di meno, però ci sono gli altri, senza parlare di Elmas, c'è Nusa, cioè, se arriviamo allo stesso prezzo che si vuole per Lookman al prezzo che chiedono per Nusa, io non penso che ci sia, almeno questa è la mia opinione, non penso che ci sia paragone. Uno di 20 anni, uno che non va a fare la Coppa d'Africa, uno che non soffre quella situazione classica, dice però con Gasperini è una cosa e fuori da Gasperini devi vedere se ha lo stesso impatto. Lookman prima di esplodere all'Atalanta non era un fulmine di guerra in tutte le situazioni, non lo so, onestamente anche con l'età ovviamente c'ha quella maturità, Nusa invece ha 20 anni, quindi io se dovessi scegliere e fare una spesa folle io andrei sul norvegese onestamente. Hai visto? Poi leggevo proprio Simone che c'ha la bandiera norvegese e a quel punto, dai. E infatti io darei più spazio a Lang, penso che Lang lo stiamo un po' sottovalutando. È chiaro, se poi Giandomenico mi parli di Garnacio, noi ci eravamo già fatti la bocca buona a gennaio, Garnacio sì, Garnacio mi esalta, anche lì devi parametrare quello che è il prezzo che ti chiedono, perché forse ti chiedevano un po' troppo rispetto a quello che... Però il suo potenziale, la paghi il potenziale, la paghi il nome che è già pesante a livello mediatico internazionale. Molto e là mi esalto tantissimo, però ripetiamo sempre la cosa, cioè hai già speso 30 circa per Lang, serve uno che nel comprimario si possa alternare, che magari abbia quelle caratteristiche dove si possano essere complementari. Ricordiamo che dobbiamo fare una spesa per il portiere, stai facendo le cose al Napoli, sì, ma per il bene del Napoli. Agendo certe volte vabbè. E quindi sì, mi interessa di meno in questo momento Lookman, onestamente. Ora che abbiamo venduto i soldi che faranno, c'è da comprare. Sì, nel senso che ci sta la situazione del portiere da risolvere, da capire se si affonda su Milinkovic Savic. Lì, però, con l'uscita di Ngong, in qualche modo così. Poi i soldi per il vice di Lorenzo, perché si sta parlando insistentemente di Juanlu Sanchez, che poi anche lì, quello può essere uno che ti può fare anche l'esterno alto. Quindi come vedete, io quando parlo della duttilità, io credo che Conte sia molto molto interessato ad avere giocatori che possono occupare, quello può fare il terzino destro, ma può fare anche l'esterno alto alla Cagliacon. Quindi questo è secondo me fondamentale, proprio perché lui si è visto l'anno scorso doversi inventare delle cose e anche cambiare moduli, invece tu puoi anche decidere di affidarti alla serenità del 4-3-3, cambiare gli interpreti, già cambiando gli interpreti cambia il modo in cui lo fa il 4-3-3 e poi il poterli spostare, il poterli alternare un po' di più, quindi questi soldi si possono spendere così col portiere che serve,
Vice Di Lorenzo che probabilmente serve, in questo momento c'è Mazzocchi e il resto l'ho ripetuto nel video sulle liste, non vorrei ripetermi per chi mi segue assiduamente, deve uscire un Raspadori o deve uscire un Mazzocchi per fare posto a uno che ti occupa un posto in lista, altrimenti dobbiamo guardare a quelli agli under 22. Se vendiamo bene Raspa, esatto, lo puoi fare. Un applauso, l'abbiamo fatto Bruno, è proprio questo è un altro Bruno, è un Bruno, l'abbiamo fatto a inizio live, non te la perdere. Mi auguro che Leng sia anche più concreto rispetto a Neres. Guarda, io ci riflettevo proprio ieri, Alessandro, secondo me di Neres noi abbiamo visto pochissimo, perché ha un grandissimo potenziale anche di gol col destro, che ne abbiamo visto veramente poco di Neres, tra il fatto che all'inizio non giocava molto, perché giocava a Kvara, lui non faceva tanta fase difensiva, poi l'abbiamo perso per infortunio. Di Neres noi abbiamo visto molto poco, il multiuniverso è una realtà che conosciamo molto poco. Quindi vediamo, e poi sì, Lang mi esalta. Ciao Angela, ma tu nessuno dorme, che bellezza. 328 in live, 115 like, fate qualcosa. Non si è mai parlato di Lindstrom, no Luigi? C'è stata un'offerta, mi pare, dalla Germania per Lindstrom e si parla però di un prestito di 1 milione con diritto di riscatto intorno ai 13, mi pare di aver letto. Quindi vediamo, il Napoli ovviamente preferirebbe l'obbligo di riscatto per poter essere già sicuri di un incasso l'anno prossimo. Esatto, il Wolfsburg, bravo Fabio. Quindi anche lì abbiamo i vari punti dove sappiamo chi si vuole prendere chi. Per Simeone, per esempio, si sta parlando adesso del Siviglia. Si è parlato anche di varie squadre italiane, ma si sta parlando del Siviglia anche. Allora, a gol, pensando alla tattica che la società prenderemo Garnacio che ha tanti chilometri percorsi, a gol è rivendibile. Sicuramente è rivendibile, come lo può essere anche Nusa, però vediamo quanto abbiamo intenzione di spendere, di fare il tutto il tuttin all-in. Dobbiamo disseccare pure Kubo. Vediamo, Vale, io devo capire quanto è pressante. Se arriva una seconda ondata domani di voci anche su Kubo, lo facciamo perché ce l'ho no, al fantacalcio, diciamo, al giochino, ai football. Ed è un bel prospetto di fantasia. Allora, esatto, il ritorno di Neres Super Sub è sicuramente una possibilità. E ne hai parecchi in questo momento. Fa caldo, eh? Fa caldo. Cubo extracomunitario? Credo di sì. Dobbiamo capire se poi hanno delle parentele. Look, ma non lo vedi difficile come idea? Devi andare... Sì, lo vedo difficile, anche per caratteristiche, sono d'accordo. Che ne pensi di Insigne come vice Lang? Insigne purtroppo non è un giocatore qualunque. Sarebbe anche forse non carino averlo come poi un panchina, cioè il tuo capitano, ex capitano, che era sempre titolare inamovibile, averlo poi come ritorno. Ecco, un Elmas secondo me tu lo puoi mettere in panchina e lui lo fa anche, il Jolly che faceva già prima, tanto non ha trovato una squadra che ha puntato su di lui pesante, me lo immagino tranquillo. Invece prendere un Insigne che poi non lo fai giocare, lo tieni là, non è più capitano, deve entrare in certi discorsi anche di ambiente, non lo so, non mi convince molto. Certo, come vivaio ovviamente sarebbe il non plus ultra perché non ti occupa posti, e stiamo leggendo di un interessamento della Lazio che non si può muovere sul mercato se non coi parametri zero, a quanto abbiamo capito, e quindi Insigne potrebbe riabbracciare Sarri. Ecco perché poi a noi si è parlato di nuovo di Zaccagni, perché come ruolo siamo lì. Samuellino, sì, me l'avevano detto, non conosco proprio, quindi vado prima a studiare e poi ve lo dico. Sì, c'ha le spalle, no, c'ha le spalle così, mamma mia, al di là delle domande che gli sono arrivate, il ragazzo, vabbè, lo sapevamo che tiene
tiene un atteggiamento, se si prende bene con la piazza, cioè per prendersi bene con la piazza, ragazzi, basta cominciare bene. Se tu cominci bene con un gol alla prima apparizione, oppure con un assist o con una grande prestazione, la piazza si mette subito nei confronti del ragazzo in un certo modo, si prendono, ci innamoriamo e poi ne parleremo più in là, quando prenderemo prestazioni normali e diranno "Oi, fai sempre solito dribbling, stanno imparata, si incaponisce con i dribbling". Invece certi giocatori glieli devi lasciar fare i dribbling, glieli devi anche lasciar sbagliare, perché ne sbagliano uno, due, tre, poi se fa al quarto tentativo lo indovina il dribbling, ti hai mandato in porta, hai fatto la superiorità numerica e hai probabilmente sbloccato la partita. Quindi quei pochi giocatori che hanno come caratteristica questa possibilità di saltare l'uomo, glielo devi lasciar fare e devi anche accettare tu tifoso che ogni tanto qualcuno lo sbagli come dribbling. Non ce ne sono molti, sono giocatori che si fanno pagare. Quindi a me va molto bene. Pensate l'Inter come soffre il fatto di non aver avuto in passato questi giocatori che saltano l'uomo e adesso stanno tutti, ci serve quello là. Ecco perché poi si fiondano su Lookman, ecco perché volevano un Nico Paz e hanno bisogno di questi giocatori qua. Quindi ci sta. Posto per Elmas visto che è stramonetario? Sì, perché ogni anno tu ne puoi mettere due senza far uscire nessuno. Quindi in questo momento non mi risultano extracomunitari presi. Uno sarebbe stato probabilmente Nunez, ma non è più nei nostri radar. Quindi potremmo prendere un Elmas e magari un altro. Dicono che il Napoli ripensa a Garnacio. Garnacio potrebbe essere un altro extracomunitario. Devo sempre studiarmeli perché poi ogni volta tu pensi alla nazionalità, pensi alla nazione e non sai se poi hanno delle connessioni oppure il fatto di aver giocato in una squadra. L'unica cosa che vi posso dire, non lo sarebbe Lookman, per dirvi, perché venendo da una squadra italiana non conta. Questa è l'unica cosa. Poi il resto si può fare. Rispondo anche a Gigi. Samuellino devo assolutamente studiare, non ho proprio idea. Cubo l'ho studiato in passato, ce l'ho sul videogioco e non è male, quindi ci sta tutta. Un abbraccio a tutti, vedete siamo a metà dei like che servirebbero, ma forse il popolo della notte non lascia i like. Lo potete lasciare da cellulare, se siete da cellulare, me lo immagino da cellulare, non lo so. Serve un giocatore contiano, Ndoye lo è. Proseguimento del Cagliacone Napolitano su quella fascia, il problema è trovare giocatori con le sue caratteristiche, un trattore. Sì, se volete ne cerco uno. Vi va come contenuto. Un giocatore dice, perché io feci il video perché Conte è innamorato di Ndoye. Forse posso fare una ricerca sui giocatori che sono simili a Ndoye come come sue caratteristiche di corsa, di adattabilità su tutte e due le fasce. E potrebbe essere interessante come contenuto. Sì, il norvegese, Dario, lo sappiamo, è uno dei miei preferiti. Lo fumiamo? Sì, caro autore, grazie sempre, ragazzi, grazie sempre per il vostro supporto. Penso che stavolta con questa operazione di Osi, che è il titolo, ma noi stiamo già guardando oltre, è stata veramente un capolavoro del Napoli, perché io non ci credevo più. Non ci credevo più a questi livelli. Poi ci ho cominciato a credere di nuovo quando ho letto che il Galatasaray dà 18 milioni all'anno al ragazzo. Se sono confermate queste cifre, io onestamente ho detto questi del valore dei soldi o del personaggio non hanno proprio idea e quindi fa bene il Napoli a tenere duro perché evidentemente si sono esposti troppo anche con la propria tifoseria, sarebbe stata una tragedia sui social con i turchi che sono, lo sapete, dappertutto, molto insistenti, scrivono in tanti. Quindi sotto questo punto di vista ci sta. E poi può essere anche che per loro è un investimento che ti ritorna perché possono fare la voce grossa in Turchia. Lo sappiamo che Osimhen non è che Osimhen segna, ha segnato e continuerà a segnare. Poi ci sono degli atteggiamenti che magari in alcuni contesti sono più problematici di altri, magari lo proteggeranno per bene, lo faranno sentire coccolato e non... invece qualche cosina l'aveva fatta anche là, ma non ci deve più interessare. Ed è una liberazione importante.
Alessio a Palermo no, sicuramente non ultimamente, quindi qualche mio sosia. Dove sta? Aspetta, chi era? I'm the doorway! Amico mio, stiamo tutti qua e chi dorme? Voi non dormite, a me io stavo guardando la TV e adesso devo andare a fare sicuramente un po' di cena, devo andare a preparare la cena. Non mi tiktokizzo multianonimo, l'entusiasmo, veramente gli amici bellini su Telegram mi hanno spinto, devi fare un video a volo, falla col cellulare, serve una live improvvisa e onestamente se 350 persone si sono collegate vuol dire che la voglia c'era. E Luca, sì, ho parlato di Noano, ho fatto un video specifico sulla conferenza che ti invito a recuperare perché sono andato nel profondo. Ho fatto anche un video sulle caratteristiche. E poi chissà se i video, io ho sempre quest'idea che i video per loro natura sono quotidiani e poi la gente non se li recupera, però se abbiamo fatto su certi argomenti delle analisi si potrebbero anche recuperare, magari per i nuovi che arrivano e non sanno come la penso, sta tutto documentato. Angela, non contano gli extracomunitari che già hai, quindi quello non è un problema. Allora, è disponibile la nuova moneta? Sì, dobbiamo capire anche a livello di merch perché sulla maglietta ho visto che la Away è sold out sul sito, quindi io non ho fatto a tempo. Non ho fatto a tempo. Se molti mi hanno visto a Palermo ci deve essere un sosia pesante. Evidentemente. Quindi alla grande proprio. Allora, amici, io vi bacio, vi abbraccio. Che la bella Mamoru Carmen, noi per tutta la serata, visto che Fabrizio Romano insisteva, stavamo là e dice sì, nel senso, quando te ne esci con l'Here We Go e sappiamo che stava cadendo tutto, e sappiamo che l'Here We Go è quello che fa tremare i cuori, quindi è arrivato e siamo contentissimi, lasciate dei like finali perché adesso ci siamo tolti un peso, e più che altro un peso mentale, perché a livello economico stiamo per fortuna tranquilli, visto che io faccio i conti in tasca al Napoli, ma quando scemo che ci stanno, va bene. Io amo invece gli altri col